La sparizione di Mirella Gregori riguarda la scomparsa di una ragazza italiana di 15 anni avvenuta il 7 maggio 1983 a Roma. L'avvenimento fu collegato alla sparizione di Emanuela Orlandi, cittadina vaticana, anch'ella quindicenne, che scomparve un mese e mezzo più tardi. Nessuna delle due ragazze è mai stata ritrovata. Mirella nasce a Roma il 7 ottobre 1967, figlia minore dei titolari di un bar in via Volturno a Roma. Viveva con i suoi genitori in via Nomentana 91 ed era descritta da tutti come una ragazza assolutamente normale che studiava con profitto presso un istituto tecnico della capitale. Il giorno della scomparsa la ragazza si recò regolarmente a scuola e tornò a casa attorno alle 14, dopo essersi intrattenuta in un bar vicino a casa assieme all'amica Sonia De Vito, che fu poi ascoltata nell'ambito delle successive indagini. Quest'ultima dichiarò che lei e Mirella avevano parlato del più e del meno e non seppe fornire altre informazioni. Tornata a casa, Mirella fu chiamata al citofono da un sedicente amico, tale Alessandro, alle cui richieste di uscire avrebbe esclamato: «Se non mi dici chi sei, non scendo», per poi prendere tempo e proporre di vedersi intorno alle 15. A quell'ora la ragazza effettivamente uscì dicendo alla madre che aveva un appuntamento presso il monumento del Bersagliere di Porta Pia con un vecchio compagno di classe, il quale, ascoltato poi dagli inquirenti, dichiarerà che quel pomeriggio era impegnato altrove. Da quel momento la famiglia non ha avuto più notizie della ragazza. La madre riferì che la figlia, poco prima di sparire, si vantò con lei di essere in grado di trovare il denaro necessario all'acquisto di un appartamento che i genitori non si potevano permettere. Tuttavia, tale uscita fu liquidata come una spacconeria adolescenziale. La madre, durante una visita del Papa alla parrocchia romana di San Giuseppe il 15 dicembre 1985, riconobbe in un uomo della Gendarmeria Vaticana facente parte della scorta Raoul Bonarelli, una persona che spesso si intratteneva con la figlia e una sua amica in un bar vicino a casa. Nell'ottobre del 1993 la signora fu messa a confronto con Bonarelli. Confermò le proprie dichiarazioni, ma non riconobbe il funzionario della Gendarmeria Vaticana. Non era più sicura, nonostante poche settimane prima in un'intervista a Il Tempo si fosse detta certa dell'identità dell'uomo. Secondo quanto riportato da un documento del SISDE del 31 ottobre 1983, la figlia dei gestori del bar situato all'epoca sotto l'abitazione dei Gregori sarebbe stata al corrente dell'identità dell'uomo che convinse Mirella a seguirlo. Nonostante lo abbiano avuto in mano per più di un anno dalla sua acquisizione, i magistrati dell'ultima inchiesta giudiziaria non hanno però approfondito le informazioni contenute in quest'atto. Nel 1997 venne disposto dalla magistratura un procedimento contro Bonarelli, che risultava conoscere la ragazza, ma non si arrivò a nulla. Il procedimento verso ignoti per sequestro di persona venne poi archiviato nel 2007. Nel dicembre dello stesso anno venne insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana. Nell'ottobre del 2015 il GIP, su richiesta della Procura e per mancanza di prove consistenti, dispose l'archiviazione dell'inchiesta sulle sparizioni di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori del 2006, avviata in seguito alle dichiarazioni di Sabrina Minardi, ex compagna del boss della banda della Magliana Enrico De Pedis, e che vedeva 6 indagati per concorso in omicidio e sequestro di persona: Monsignor Pietro Vergari, Sergio Virtù, autista del boss, Angelo Cassani detto Ciletto,
Gianfranco Cerboni detto Gigetto, Sabrina Minardi e Marco Accetti. Nel 2018 Maria Antonietta Gregori, sorella di Mirella, durante un'intervista radiofonica, ha invitato chiunque possa dare informazioni sul caso a contribuire, affermando di essere in contatto con alcuni studi legali per ottenere una riapertura delle indagini. Secondo la testimonianza di Mehmet Ali Hajka, la scomparsa delle due ragazze, Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi, sarebbe collegata a quella del giornalista sovietico Oleg G. Bitov, avvenuta il 9 settembre dello stesso anno presso il Festival del Cinema di Venezia. In diversi comunicati dentro l'organizzazione di estrema destra turca dei Lupi Grigi dichiarò di custodire entrambe le ragazze. In realtà, secondo quanto dichiarato da Bohnsack, ex ufficiale della Stasi, il servizio segreto della Germania Est, a un giornalista, sarebbero stati i servizi della Germania Est, assieme a quelli bulgari e ai sovietici del KGB, a servirsi del caso Orlandi, al quale quello Gregori è stato collegato, confezionando falsi comunicati provenienti da sigle diverse, proprio per deviare le indagini parallele sulla pista russo-bulgara per l'attentato a Giovanni Paolo II.